Amici del futsal, appassionati di calcio a 5, ben ritrovati da San Donato Milanese. Buonasera da Marco Pagano. Oggi è l'ultima del girone d'andata, la prima del 2026. Si stabilisce chi va in Coppa Italia. Le prime 8 voleranno alla prossima Coppa Italia. La kick-off ha l'obiettivo chiaro di rimanere nelle prime 8. È ottava in questo momento, affronta le campionesse d'Italia dell'Osaka che hanno vinto il passato campionato in finale contro il Pescara. Oggi si presentano chiaramente con la voglia di dare continuità ai propri risultati. Falconara che quest'anno non è più tra le primissime rispetto alla passata stagione. C'è la CMB che nell'ultima qui a San Donato aveva fatto benissimo. La kick-off in quel caso aveva provato a limitare i danni di una superpotenza della nostra Serie A. Oggi si trova di fronte ad un Osaka Falconara che arriva chiaramente col merito di aver vinto il passato campionato, vincendo la finale col Pescara come detto, e oggi proverà di nuovo in un percorso completamente diverso rispetto alla passata stagione a raggiungere i primi 4 posti. È quarto in questo momento con 19 punti il Falconara, allenato come sempre da Giulio Domenichetti. Kick-off che arriva dall'ultima sconfitta, quella che ha chiuso di fatto il 2025 in trasferta contro la Roma. Adesso minuto di silenzio rispettiamo un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della strage di Crans-Montana. L'applauso di San Donato Milanese in ricordo delle vittime di Crans-Montana. Adesso si parte con l'ultima giornata, tutte in contemporanea. Ha giocato soltanto una partita alle ore 16, finita 2-1 per il Molfetta, ininfluente per i primi 8 posti. Come al solito la Serie A ci regala l'ultima giornata del girone d'andata, tutte in contemporanea alle ore 18 per scrivere insieme la classifica minuto dopo minuto. Per la kick-off sarà importante rimanere nelle prime 8, a un punto in più della Lazio che gioca questa sera contro la CMB. Di certo una partita molto complicata. Alla kick-off serve però ritrovare il successo, non sarà facile oggi contro il Falconara. Arbitra la Morgese di Palermo insieme a Di Donato e Cenella di Saronno. Sembra tutto pronto a San Donato Milanese, ultimo check anche da parte del direttore di gara. Pronti a partire con l'ultima giornata del girone d'andata, possesso per la kick-off che parte con Coppari, De Sousa, Borges e Bovo davanti a Pepe. Dall'altra parte c'è la grande ex Denise Carturan a difendere i pali di un Falconara che presenta tante individualità come le conosciamo ormai da anni per le campionesse d'Italia che hanno modificato l'assetto sì nell'ultima stagione, trovando un nuovo portiere, l'ex kick-off, trovando però delle soluzioni anche interessanti in mezzo al campo. Chiusura su Ferrara, nel primo possesso cestinato dal Falconara, riparte allora Borges, Gabi con l'esterno per Bovo, anticipata da Ferrara. Pereira, anticipata qui Ferrara dalla chiusura di Arianna Bovo che arriva da 2 gol consecutivi nel finale del 2025. È di certo un buon momento per il capitano della kick-off. Gol che non sono serviti a portare a casa punti, è vero, ma che di certo per il capitano, che è stato per anni anche colonna portante
della nostra nazionale, qualcosa di significativo. Qui intanto la conclusione dalla distanza tentata da Elpidio, è il primo brivido di questa serata, palla che scivola fuori, ha protetto con lo sguardo il portiere della Kickoff, lasciando scorrere sul fondo. Qui Bovo viene anticipata, rimessa laterale in favore della Kickoff. 1 minuto e 5 secondi, possesso per la squadra di Riccardo Russo. Gabi Coppari muove per chiudere il triangolo, anticipo netto, nessun problema per il Falconara, che ripartirà dalla propria numero 21, il capitano Erika Ferrara. Pereira allarga trovando Elpidio. Ferrara, piede dentro il campo, il pallone stava per scivolare fuori, ne approfitta Gabi De Sousa solo per un attimo. Ferrara gliela porta via, Ferrara entra in area, Ferrara, Pepe, primo intervento del portiere della Kickoff, è scappata via la pressione abbozzata da Gabi De Sousa. Nel calcio d'angolo, il primo della partita per la squadra di Domenichetti. Elpidio sinistro per andare in porta da parte della numero 11, palla direttamente sul fondo. Borges, possesso per la Kickoff, che apre dove c'è Coppari, non aggiusta qui il pallone, la palla termina fuori. Pereira, Ferrara, cross che arriva direttamente in fallo laterale, possesso per la Kickoff che riparte da Bruna Borges. Servono anche l'esperienza di Borges e Coppari in questa fase delicata del campionato, in cui c'è da raggiungere il primo traguardo, la Coppa Italia in primavera. Coppari, Borges, Bovo chiude il triangolo, Coppari calcia, trovando però direttamente il fondo sulla chiusura di Denis Carturan. Primo intervento dell'ex portiere della Kickoff, semplice calcio d'angolo adesso per Arianna Bovo, che ha chiuso splendidamente il triangolo con Coppari. Chiama il possesso Borges, l'ha vista Bovo, Borges si coordina sul rimbalzo, però non era facile tenere bassa questa traiettoria. Si riparte da Carturan e possesso per il capitano Ferrara. Si fa sentire anche il pubblico arrivato qui da Montesilvano da Falconara, chiaramente, per sostenere l'Osaka, che cerca di chiudere nelle prime 4 il proprio girone d'andata. De Sousa, apertura per Bovo. De Sousa calcia stringendo il sinistro, palla che termina sul fondo, ma il secondo tentativo della Kickoff dopo quello di Coppari schermato da Denis Carturan. Sta provando a prendere fiducia adesso la squadra di Riccardo Russo, concludendo anche dalla distanza. Ferrara, Elpidio larga, servita male, rimessa laterale per la Kickoff. Richiamata Bruna Borges dall'arbitro Di Donato. Pronti a ripartire col possesso per Arianna Bovo. Andati via i primi 3 minuti in questa prima frazione, 0-0 il risultato. Bovo, Gabi De Sousa, chiusa da Ferrara, non passa da quella parte Gabi. Intanto maturano i primi risultati che cambiano in queste gare delle 18. Il tiki-taka è avanti contro l'Audace Verona, il risultato chiaramente più importante per la classifica del Falconara. In questo momento salirebbe a 22 il tiki-taka. Bovo, cross ribattuto, è uscita adesso, palla al piede per il Falconara. Gabi De Sousa mette una pezza, Ballardin su di lei, Gabi passa, fallo di Ballardin e primo cartellino giallo di questa partita. Subito una ammonizione, 3 minuti e 28 secondi, ammonita la numero 7 del Falconara Ballardin. Intervento in netto ritardo, strattonata evidente su Gabi De Sousa che era scappata via. Adesso calcio di punizione interessante per Ludovica Coppari. Il fischio con Coppari che parte, De Sousa, Coppari schermata, nulla di fatto per la Kickoff. È entrata anche Laura Colucci, 10 gol in questo campionato per lei con la maglia
del Falconara. Gabi De Souza, tentativo controllato, Pereira in avanti per Ferrara, in area c'è Colucci, Ferrara passa, cross interessante direttamente sul fondo, si stava inserendo sul secondo palo Carola Colucci, si ripartirà da Pepe. Baldassarri, il primo cambio invece per la kick-off, entrata insieme a Jessica Manieri che tocca adesso il primo possesso. Borges in difficoltà, tocca per Coppari, anticipata da Pereira, rimessa kick-off. Manieri, Coppari, pressing alto di Pereira che strappa via il pallone. Pereira prova a passare, poi allarga, ha intuito tutto Manieri che mette con la punta fuori. Quando però la kick-off viene pressata alta, va subito in difficoltà. Il Falconara ha subito individuato le fragilità di una kick-off che adesso si difende da questa rimessa. Pereira calcia sul muro di Coppari, trovata Elpidio che allunga la traiettoria direttamente sul fondo, irraggiungibile questo pallone per Colucci. Si riparte da Pepe. Borges, movimento di Manieri, dentro per Coppari, allarga sbagliando, trovato Pereira. Elpidio prova a passare in mezzo a due, è bravo in questo caso Baldassarri a schermare la possibilità di andare verso la porta di Pepe. E allora Manieri a catturare un nuovo possesso per la kick-off. È entrata anche Lot, la numero 14 del Falconara, che ha sporcato questa traiettoria, rimessa laterale già battuta. Borges, Coppari, l'anticipo tentato è riuscito con Pereira sotto porta e trova la chiusura di Pepe. Elpidio insiste, deviazione e palla direttamente sul fondo. Ha avuto una grande occasione qui Pereira che ci ha pensato un po' troppo, ha permesso a Pepe di uscire in tempo. E la kick-off adesso può ripartire dal basso, ma nelle ultime manovre la kick-off ha avuto tanta difficoltà. Adesso si distende con Coppari, chiusa immediatamente da Pereira, rimessa dal fondo per Denis Carturan. Pereira allarga per Lot, duettano le due. Ballardin già munita come detto in avvio di gara dopo appena 3 minuti e mezzo. Pereira torna da Ballardin che aggancia e poi calcia con deviazione sul fondo. Bella azione sviluppata tra Ballardin e Pereira. Adesso soluzione per andare dentro l'area di rigore per Ballardin. Movimento di Lot, poi l'indietro Pereira, strozza il destro, Colucci si deve girare, torna di nuovo da Pereira. Lot chiede il pallone, Ballardin anticipata, Baldassarri scappa via, mantiene il possesso in campo. Pepe deve rinviare, lo fa come può in fallo laterale. 5:37 di questo primo tempo, 0-0 il risultato qui a San Donato tra kick-off e Falconara. Avanti anche il Bitonto intanto a Cagliari, in un'altra partita che chiaramente interessa di più la zona alta della classifica. La kick-off avrebbe bisogno di un successo questa sera per scavalcare il Cagliari. Occhio a Ballardin che rientra sul sinistro, gran risposta di Pepe in calcio d'angolo. Si era coordinata splendidamente Ballardin, ha intuito Pepe smanacciando in corner. Battuto all'indietro per Ballardin che questa volta conclude altissimo. Pepe riprende mettendo in movimento Bruna Borges. Baldassarri ha cercato il movimento di Borges, poi si accontenta di Gabi De Souza che svirgola in fallo laterale. Ferrara, Pereira, Ballardin lascia scorrere, adesso torna lei sul pallone. Pereira rischia il retropassaggio sul Capitan Ferrara che alla fine riesce a domare il possesso e anche la pressione della kick-off che qui
piazza fuori il pallone con la scivolata di Gabi De Souza, è caduta Pereira, tutto chiarito tra le due. La rimessa è per Balardin, si fa sentire il pubblico di San Donato. Balardin sporca Manieri, rimessa ancora per il Falconara. Pereira è uno schema, Balardin in area, è passato troppo, aveva concluso in porta Balardin che ha trovato anche il gol dell'1-0. Tutto da rifare per lo Osaka Falconara. Aveva fischiato in precedenza l'arbitro. Adesso possesso per la kick-off. Gabi De Souza si libera splendidamente dalla pressione di Colucci e va dal Baldassarri. Gabi insiste ancora il Falconara, Pepe raccoglie. Baldassarri, davanti c'è Borges. Baldassarri non la vede, calcia direttamente in porta, trovando la risposta in due tempi di Denis Carturan. Anche con questi tiri la kick-off può alleggerire la pressione di questo primo tempo. Pereira intanto va dentro per Baldassarri che passa, chiusura di Manieri in calcio d'angolo. Altro pericolo per la kick-off, che qui in uscita si era fatta trovare impreparata. Manieri con la punta ha allungato la traiettoria. Calcio d'angolo per Balardin. Dentro Pereira ed Elpidio, palla scodellata al limite dove c'è Ferrara che si coordina calciando sul fondo. La raccoglie Pepe. Possesso per la kick-off, sempre 0-0 il risultato in quella che è l'ultima giornata del girone d'andata. Gabi non trova la chiusura del triangolo, ma palla che pericolosamente rimane in campo. Pereira la controlla, Ferrara può ripartire da fallo laterale. Intanto è in vantaggio l'Altamura sul Roma, risultato sorprendente in questo momento, mentre ristabilita la parità tra Tiki-Taka e Audace Verona. Adesso sull'1-1 ha raddoppiato il Bitonto, resta 0-0 la gara tra Lazio e CMB, esattamente come qua a San Donato. Gabi De Souza con la punta di dietro per Manieri che lancia in avanti, rimessa laterale per il Falconara. Pereira, appoggio per Ferrara che calcia sull'assistenza di Condo. Si era coordinata bene qui Ferrara, non trovando però la porta. Manieri allarga dove c'è Gabi De Souza. Borges trova libera Coppari, pressione di Elpidio. Borges, Manieri, schermata, Pereira non parte, la palla è fuori. (8:13) di questo primo tempo, ci avviciniamo alla metà della prima frazione con risultato ancora pienamente in bilico. Equilibrio in questo avvio tra kick-off e Falconara. Coppari non controlla, palla che esce. Il Falconara prova a insistere in questa fase, è tornato a macinare gioco e anche occasioni da gol. Condo vince il contrasto, anche il secondo. Lascia il pallone per Elpidio che dalla distanza brucia Pepe, porta avanti il Falconara 1-0. Elpidio la sblocca dopo 8 minuti e 27 secondi, avanti il Falconara. Errore però qui di Pepe in lettura, forse non ha visto partire il tiro sì potente, ma dalla lunga distanza di Elpidio. Ha messo il piede ma non è bastato. Condo passa, Pepe chiede un fallo qui il Falconara. Adesso chiaramente il primo pericolo per la squadra di Riccardo Russo è farsi affossare dalle qualità di questo Falconara, che trovato il vantaggio può giocare anche più serena. Una squadra allenata da Giulia Dominichetti. Bovo rischia, Condo in pressione, solite difficoltà iniziali della kick-off. Elpidio, Pepe questa volta risponde, poi palla fuori. Ci ha riprovato questa volta con la punta Elpidio, che ha trovato poco fa il suo 14° centro di questo campionato.
Adesso rimessa per Ferrara. Elpidio calcia, facendo girare il destro sul fondo. Non ha funzionato nuovamente qualcosa là di dietro per la kickoff, che adesso prova a ripartire da Coppari. Pressione alta di Condo. Parte Gabi De Souza che se la allunga. Gabi rientra, chiusura di Pereira. Aveva provato a fare tutto da sola Gabi De Souza. Si riparte da Denis Carturan col nuovo possesso per il Falconara, gettato in avanti. Pepe raccoglie. Adesso la kickoff riparte da Coppari. Borges davanti a sé, Bovo, servita, Bovo prova a passare, cross che arriva, Carturan rilancia in avanti dove c'è Ballardin che non aggancia questo pallone. Coppari prova a chiudere il triangolo con Gabi, Elpidio prima di tutte. Ballardin metta con Pereira. Coppari insiste, ricattura il pallone in maniera pulita. Coppari va dentro per Borges che si allunga ma non tocca il pallone. Palla sul fondo. Chiamato il time out dalla panchina del Falconara dopo 9 minuti e 56 secondi a metà del primo tempo. È avanti il Falconara con la rete numero 14, come detto, di Elpidio. Ha portato in vantaggio con un tiro dalla distanza il Falconara in un primo tempo che resta comunque in equilibrio, in cui però di certo le difficoltà difensive della kickoff si sono mostrate anche oggi. Serve maggior attenzione, concentrazione da dietro per la squadra di Riccardo Russo se vuole restare in partita e provare a ribaltare questo risultato che in questo momento consentirebbe comunque alla kickoff di restare all'interno delle prime 8, anche perché la CMB è passata in vantaggio contro la Lazio. Si stanno modificando le classifiche di kickoff e Falconara in questa fase. Falconara che aggancerebbe nuovamente il quarto posto con questa vittoria. Era stata scavalcata momentaneamente dall'Altamura, che è avanti nel risultato contro la Roma. Manieri. Borges. Appoggio all'indietro sbagliato, Pereira raccoglie Pereira sul fondo, occasionissima per il Falconara, nata da un altro errore in impostazione della kickoff. Bovo anticipata, Elpidio passa con l'esterno, trovata Ballardin che si gira, Bovo e alla fine Manieri con tanta difficoltà mette fuori il pallone. Borges è una furia, tante amnesie. Ferrara calcio con deviazione. Adesso calcio d'angolo per Ballardin. All'indietro Pereira, ottimo aggancio, meno. Il pallone restituito per la numero 7. Manieri, Bovo, torna da Manieri. Arianna Bovo, allarga, Baldassarri. Non riesce a controllare. La palla schizza fuori. Ballardin. Pereira, pressata alta questa volta da Bovo. Baldassarri sporca la traiettoria. Carturan è lì e riparte da Pereira. Appoggio per Ferrara. Borges esce molto bene, palla al piede questa volta, ma Ferrara ha intuito e torna immediatamente sul possesso. Ballardin, trovata Elpidio che allarga, Pereira va dentro, Ferrara! Tutto facile facile per il Falconara che raddoppia con il capitano Ferrara. 2-0.
11 minuti e 9 secondi, è raddoppiato il risultato Ferrara, 2-0 per il Falconara. È il quinto gol in campionato per Erika Ferrara, capitano del Falconara. In questo momento enorme difficoltà per la kick-off, che non sta riuscendo a rispondere, almeno per adesso, in una serata molto complicata. Intanto c'è il secondo fallo in questa partita per il Falconara. Hanno commesso in questo caso Colucci. Sul primo ma era stata ammonito Ballardin, che adesso torna in possesso con l'anticipo l'esterno per andare però da Borges. Gabi passa, Denis Carturan raccoglie, rilancia subito in avanti per Colucci, che può arrivare in porta. Colucci, Pepe con la spalla a proteggere il risultato, che resta ancora aperto. Pereira, Colucci, spalla alla porta, appoggio per Ballardin, errore qua nel restituire il pallone. Bovo accompagna direttamente sul fondo e si ripartirà da Pepe. Tutto in salita per la kick-off in quest'ultima giornata. Fallo intanto di Pereira, il terzo all'interno di questo primo tempo per il Falconara. Non ne ha commesso ancora uno la kick-off. Bovo, Manieri, Borges, attacco feroce del Falconara che pressa tutto campo. Manieri lancia in avanti per Borges, che controlla, prova il dribbling su Colucci, torna su di lei però Ferrara, rilancio di Carturan. Pepe raccoglie dall'altra parte Manieri. Gabi non può passare in due su di lei. Rimessa adesso per la kick-off che riparte da Gabi De Sousa. È tornata in campo il Pidio, che aveva sbloccato il risultato a metà del primo tempo. Da ritoccare la posizione di battuta per Arianna Bovo. Manieri e Borges vanno dentro. Gabi De Sousa tocca per Bovo, che sbaglia qui. Palla restituita immediatamente alla Falconara. Il Pidio, Ballardin, Ferrara, finta, torna da Ballardin, il Pidio sbaglia, qui l'appoggio per Colucci, rimessa laterale adesso per la kick-off, che nelle occasioni ancora non è riuscita a rispondere al doppio svantaggio, ma sta provando adesso col gioco a tornare in partita. Gabi De Sousa, movimento di Coppari, servita sulla corsa, Coppari torna da Gabi con un pallone che termina direttamente fuori. Altro errore di impostazione. Ferrara con tutta calma per il Falconara, che riparte direttamente da Denis Carturan. Lanci in avanti, Manieri copre la traiettoria, Coppari col tacco per andare da Arianna Bovo, che scappa via. Bovo, dribbling, deviazione e calcio d'angolo per la kick-off. Occasione adesso, calcio piazzato per la squadra di Riccardo Russo a 6:43 dall'intervallo. Manieri calcia col sinistro, solamente esterno della rete per la numero 10 della kick-off. Si riparte da Carturan. Pereira si accentra, chiusura di Coppari, non è riuscita nel dribbling qui Pereira, si dispera, rimessa laterale per il Falconara, che resta comunque avanti di 2 gol che le consentono di restare al quarto posto in classifica. Il Pidio allarga, Colucci torna del Pidio, col piede Pepe la butta fuori. Possesso per il Falconara. Il Pidio alla battuta, va dentro Pepe, tocca Pereira, calcia, Colucci riesce solo per un attimo a controllare, palla che schizza fuori, rimessa già battuta dalla kick-off.
Gabi taglia il campo, Coppari anticipata. Conclusione tentata da Lot, che aveva anticipato nella corsa Coppari. Forse presa anche in controtempo la numero 8 della kickoff. Nuovo possesso per il Falconara che riparte da Pereira. Elpidio, dribbling riuscito, poi tocco per tornare da Pereira. Elpidio, ultimi 6 minuti del primo tempo, chiusura di Gabi De Souza. Elpidio sbaglia qui l'appoggio di ritorno. Pereira, qualche errore lo sta commettendo anche il Falconara, di leggerezza, di certo con un risultato che lascia senza dubbio più sereni. Adesso il Falconara torna a muovere il possesso da Pereira. Lot allarga. Pereira. Prova a passare qui Colucci che sbaglia l'appoggio. Ne approfitta la kickoff. Bovo. Taglia per Coppari. Lot tocca all'indietro. Nessun problema per Denis Carturan. Elpidio. Pereira. Ballardina anticipata. Manieri tocca sulla punta di Pereira. Bovo. Borges prova a chiudere il triangolo. Passa Bovo che va col destro in porta. Centrale per Denis Carturan. Nessun problema per l'ex portiere della kickoff. Movimento a tagliare di Pereira che va in area, lotta anticipata, poi Elpidio col sinistro sul fondo. Altra buona opportunità sviluppata in velocità dal Falconara, che è arrivata al tiro alla fine direttamente sul fondo. Coppari tocca per Borges, anticipata da Pereira. Elpidio. Ballardin, Borges su di lei, Elpidio tocca, rimessa per la kickoff. 4:40 all'intervallo, la kickoff cerca l'episodio che possa riaprire anche il ritmo di questa partita, abbastanza inchiodato in questo momento. Ballardin, Lot corre in corsia, trovata con l'esterno, Lot va dentro per Elpidio, anticipata da Pepe. Rimessa Falconara. Pereira tocca per Elpidio che conclude col sinistro, Coppari la scherma. E poi alla fine chiude direttamente lei in fallo laterale, possesso per il Falconara che riparte ancora da Elpidio. Pereira, Elpidio. Pereira al limite calcia. Non trovando però lo specchio di Pepe. In campo adesso anche Donadoni per la kickoff. Donadoni rischia e alla fine sulla pressione di Pereira altro possesso per il Falconara che sta facendo esattamente quello che vuole in questo primo tempo in termini di gioco. Qui Elpidio prova a calciare dalla distanza. Trovata la risposta di Pepe. Elpidio si coordina nuovamente col sinistro. Pepe un'altra volta, Elpidio insiste, non passa su Borges, adesso contropiede per la kickoff che si distende. Donadoni larga, Borges va dentro dove c'è Coppari che calcia col destro in bocca a Denis Carturan. Coppari però ritrova il possesso, larga c'è Donadoni, va dentro per Borges, anticipata. Pereira è in zona e va con l'esterno da Ferrara che si coordina. Ferrara in area, Ferrara, Pepe in uscita, Valanga protegge ancora la porta della kickoff che già dall'altra parte. Bella risposta in questo finale di primo tempo della kickoff che va dentro con Baldassarri che non tocca. Sembrava essere alla portata questa traiettoria di Borges. Baldassarri lascia scivolare questo pallone direttamente sul fondo. A 3:22 dall'intervallo. Opportunità potenziale per la kickoff che però prima ha rischiato tantissimo, salvata in un paio di occasioni dalle parate di Pepe. Coppari
Condo gliela porta via, Pereira torna da Condo, c'è stato un fallo a favore del Falconara, che qui si lamenta perché Condo stava per andare in porta tu per tu con Pepe. Continuano le proteste corrette in questo caso del Falconara, che stava per andare al tiro, fermato da un fischio in ritardo dell'arbitro per il primo fallo di questo primo tempo della kick-off. Ferrara, ultimi 3 minuti, tocco di Coppari, senza forzare la giocata, nemmeno il ritmo. Il Falconara comunque sta trovando le sue buone opportunità anche per triplicare il vantaggio all'interno di questo primo tempo. Ferrara raccoglie da Pereira, poi chiude il triangolo, Ferrara prova a passare su Coppari, scavalcata Coppari, Ferrara calcia, Donadoni fa muro. Intanto sugli altri campi il Bitonto è avanti 2-0 contro il Cagliari, è avanti la CMB sul campo della Lazio per 1-0, pareggiano invece Altamura e Roma sul risultato di 1-1, stesso risultato anche tra Tiki-Taka e Audace Verona, mentre qua il tiro di Pereira termina altissimo. Donadoni, pressione alta di Elpidio, mano qui da parte di Ferrara, il quarto fallo di questo primo tempo. Mancano 2 minuti e 22 secondi, la kick-off potrebbe anche cercare di collezionare i 5 falli utili poi per andare al tiro libero. Donadoni calcia dalla distanza con deviazione, Ferrara riparte da Condo che rientra, Pereira, Ballardin, palla che scivola direttamente fuori, altra rimessa per la kick-off. Ultimi 2 minuti di questo primo tempo, 2-0 per il Falconara, che ha sbloccato il risultato con il Pidio e ha perfezionato questo 2-0 con la rete di Capitan Ferrara. Baldassarri, pressione alta di Condo, costretta al retropassaggio, Pepe rinvia come può. Ferrara, Pereira, larga Condo, Pereira l'ha vista ma non può andare da lei, adesso sì. Condo all'indietro, Borges raccoglie, passa adesso da Baldassarri, Baldassarri può anche calciare, ce l'ha sul sinistro, calcia adesso, Borges la inchioda lì e facilita l'uscita di Carturan. Si era ben appostata in area di rigore Bruna Borges, non è riuscita a coordinarsi in tempo per calciare. Rimessa adesso per la kick-off a 76 secondi dall'intervallo. Coppari, Scodelli in avanti, chiusura di Pereira. Ballardin passa da Elpidio che cambia lato trovando Pereira, e qui nonostante l'errore ritrova il possesso con una spintarella regolare su Donadoni. Elpidio, Ballardin perde il contrasto con Donadoni, che però la kick-off non riesce più a ripartire, entrati negli ultimi 60 secondi. Altro possesso per il Falconara. Ferrara, Lot, pressione alta di Ballardin, Coppari ritrova il possesso adesso per la kick-off. Borges, Ballardin messa in difficoltà dalla pressione di Lot, alza la traiettoria Pepe. La kick-off fa molta fatica a far girare il pallone. Ferrara, Elpidio, Ballardin torna da Ferrara, chiude il triangolo, passa adesso Ferrara, più veloce di Donadoni, in area, Ferrara col sinistro, doppietta per il capitano Ferrara, 3-0. È passata nuovamente Ferrara in questo finale di primo tempo a 33 secondi dall'intervallo, fa 3-0 per il Falconara.
Manieri, Borges torna dalla 10, all'indietro per Pepe. Chiusura di Ferrara, mismatch evidente con Donadoni nell'occasione del 3-0, tutto troppo facile per il capitano. In questa serata ha trovato il quinto e il sesto gol del suo campionato, qui sbaglia l'appoggio, 10 secondi. Buona occasione adesso per la kick-off, Manieri. De Sousa calcia sul muro di Ballardin, 7 secondi per ragionare su questo pallone e trovare l'ultima opportunità di questo primo tempo. Gabi, Manieri, calcia col sinistro e la riapre Bruna Borges, 3-1. Libera sotto porta, Bruna Borges fa 3-1 in questo finale di primo tempo a 5 secondi dall'intervallo. Prova a riaprire la kick-off su una bella azione sviluppata da calcio piazzato. Primo gol di questa serata della kick-off con Bruna Borges che torna a segnare. Segna così il suo quinto gol in questo campionato. Termina così il primo tempo, 3-1 per un Falconara che ha gestito benissimo le forze in questa prima frazione. Disattenzione nel finale che riapre parzialmente l'incontro, 3-1 nel finale del primo tempo. Noi ci prendiamo un break e torniamo per la ripresa di kick-off Falconara.
Pronti a tornare in campo a San Donato, si riparte dal 3-1 per il Falconara. Nel finale di primo tempo il gol di Borges ha dato nuove energie alla kick-off, vedremo quale sarà la risposta in questa ripresa. Inizia il secondo tempo col possesso per il Falconara che è +2 in questo avvio di secondo tempo a proteggere il quarto posto in classifica in quella che è l'ultima giornata, tutte in contemporanea. Qui intanto Ballardin, chiusura in uscita di Pepe, primo grande intervento del portiere della kick-off. Gabi prova a passare, Ferrara che ha siglato una doppietta nel primo tempo in chiusura, rimessa dal fondo per Denis Carturan. 2 gol di Ferrara, uno in avvio di Elpidio e la rete nel finale del primo tempo da parte di Bruna Borges. Intanto c'è da ripulire il parquet di San Donato e quindi da attendere prima della ripartenza per Denis Carturan. Rikov che ha saputo cogliere una delle pochissime opportunità raccolte nel primo tempo, una delle poche sbavature in termini di attenzione mentale di un Falconara che è sempre rimasto molto dentro la partita, ha lasciato pochissimi spazi, ha raccolto le migliori occasioni anche grazie a delle disattenzioni della kick-off, che è andata spesso in difficoltà sull'alta pressione proposta in questa serata dal Falconara. Tutto ok per il parquet di San Donato, ok anche per la ripartenza di Carturan per Pereira. Elpidio in possesso per il Falconara, primi 30 secondi di questa ripresa. Elpidio ha visto il movimento di Ferrara, chiusura di Gabi De Souza, kickoff che prova a tornare in partita con Bovo, turno indietro da Borges. Coppari, Gabi va dentro, Borges non ha seguito il traversone proposto da Gabi De Souza, rimessa dal fondo per Denis Carturan. La sensazione che però il gol di Borges nel finale di primo tempo abbia riacceso qualcosina nella kick-off. Pereira prova a passare, anche di forza Pereira, calcia direttamente in fallo laterale. Qui Pereira, straripanza fisica per il numero 16 del Falconara che ha stravinto il duello in velocità, ha calciato però direttamente a lato. Coppari per Gabi De Souza, la kick-off riparte dal basso con la chiusura di Elpidio e l'intervento di Pepe. Borges cambia lato per andare da Bovo, Coppari, dentro c'è Gabi, all'indietro per Bovo. Coppari con la punta non la tiene in campo, rimessa per il Falconara che adesso torna a muovere il possesso con Capitan Ferrara. Pereira, Elpidio, gran giocata per andare da Ballardin, in area Ballardin, spreca tutto, azione sublime quella del Falconara che ha sviluppato con una genialata di Elpidio nel liberare Ballardin da sola in area di rigore, ha sprecato tutto. Gabi, chiusa dal taglia fuori di Pereira. Elpidio, Ferrara, Coppari su di lei, di testa Gabi De Souza che adesso ritrova il pallone sul tocco di Pereira, rimessa per la kick-off che riparte da Coppari. Coppari, Bovo sulla pressione di Ballardin, palla sporcata, rimessa adesso per la kick-off. Si riparte da Arianna Bovo. Coppari, Gabi, dribbling riuscito, Pereira la attende, Ferrara allarga per Elpidio, senza però riuscire a trovare un appoggio per la numero 11. Passati i primi 2 minuti di questa ripresa, 3-1 il risultato in favore del Falconara. Bovo lancia in avanti nel vuoto, Pereira raccoglie, Ferrara assiste, adesso palla per lei, Ferrara calcia verso l'area, deviazione di Bovo, raccoglie in tempo Pepe. Bovo, pressione alta, la solita pressione del Falconara, adesso sguscia via Coppari, solo per un attimo. Bovo, Gabi De Souza, Ferrara su di lei, Ballardin tocca, rimessa kick-off. Bovo, larga c'è Bruna Borges, che però non passa sulla chiusura di Elpidio. Pereira, Ferrara,
Torna all'indietro, Pereira lancia in avanti, Ballardin non riesce a toccare questo pallone. Altra rimessa per la kick-off. Torna in campo Manieri al posto di Arianna Bovo. Gabi De Souza, buono il triangolo, palla che però non passa. Pereira, il Pidio, anticipata con la punta a Coppari, può mettere soltanto in fallo laterale. Koff che non esce nella ragnatela costruita dal Falconara. Adesso riparte il Falconara da Elpidio. Ferrara, Pereira, movimento in avanti di Colucci. Ferrara rientra sul sinistro col tacco per Pereira che calcia dalla distanza con deviazione, calcio d'angolo. Adesso per l'Osaka Falconara. Palla all'indietro, Pereira la muove, calcia col destro, palla che resta lì. Il Pidio conclude sul fondo. Altra ottima occasione per il Falconara. Pepe, Baldassarri, ritacco Manieri, non passa Baldassarri sul movimento di Colucci. 3 minuti e mezzo andati via in questa ripresa, resta 3-1 il risultato. Con questo risultato sarebbe quarto posto per il Falconara. Borges prova a girarsi, appoggio per Coppari che conclude. Sfiora Denis Carturan, si batte dall'altra parte, Carturan lascia sfilare questo pallone, calcio d'angolo, doppia buona opportunità per la kick-off che torna prepotentemente in partita. E adesso ci prova con Coppari, da calcio piazzato si coordina Manieri che schiaccia il sinistro. Pereira esce e Coppari tocca in fallo laterale. E intanto dagli altri campi l'aggiornamento col Bitonto che resta avanti 2-0, 3-0 per la CMB, che in questo momento con questo risultato concederebbe l'8ª posizione alla kick-off. Pereira intanto passa, arriva a concludere sotto porta, non riesce a raddrizzare Colucci, incredibilmente non riesce a metterci il piede. Ballardin, Coppari, esce palla al piede, adesso calcia dalla distanza Coppari, deviazione di Carturan che scivolando mette fuori in calcio d'angolo. Intanto 4-0 della CMB, ha ribaltato il risultato la Roma in casa dell'Altamura, adesso 2-1, sempre 1-1 invece tra Francavilla e Audace Verona. Con la palla battuta all'indietro, Borges! Spettacolare la doppietta di Borges, 3-2, è tutto riaperto a San Donato. Un gol meraviglioso di Bruna Borges che da calcio d'angolo si è coordinata splendidamente e adesso riapre il risultato la kick-off con Bruna Borges. 4:20 di questa ripresa, doppietta per Borges, 2-3. Su una sbavatura di Carturan, regalato un calcio d'angolo poi impreziosito dalla giocata di Borges che qui perde il pallone. Lot in area, Lot chiuso e poi alla fine intervento di Borges prima della linea. Pereira calcia e ci deve mettere le mani Pepe per andare in calcio d'angolo. Adesso è gara aperta più che mai a San Donato, la kick-off in chiusura di primo tempo e in apertura di ripresa. Si è creata l'opportunità di mettere in difficoltà una delle big di questo campionato come l'Osaka Falconara. Lot per Pereira, si gira Pereira, palla che resta lì. Il gol di Borges è arrivato poi poco dopo l'occasionissima per Colucci che da mezzo metro non è riuscita a mettere dentro il pallone in quel momento dell'1-4. Ballardin all'indietro, Pereira raccoglie, Lot larga,
Prova a saltare Borges, che però è l'ultima a toccare, e quindi rimessa resta per il Falconara. Colucci chiama movimento a Lot, che passa da Pereira. Balardin allarga, Pereira col sinistro deviato, calcio d'angolo per il Falconara, che adesso torna ad attaccare a testa bassa. La partita si è riaperta con la doppietta di Bruna Borges, che sale così a 6 gol in questo campionato. La risposta alla doppietta di Ferrara del primo tempo. Palla scodellata sul secondo palo, Balardin si coordina, Lot la tocca, Gabi la tiene in campo, l'ha rimessa Sarà per la kick-off. Gabi rischia, Pepe interviene e Lot cestina sul fondo. Altra grande opportunità per il Falconara, che sta sprecando tantissimo in questo avvio di ripresa. Nella kick-off ne sta approfittando. Gabi. Borges col tacco, palla che esce, rimessa adesso per Ferrara. Pereira con deviazione, palla in calcio d'angolo. Cross che arriva in area, lotta anticipata in questo caso. E altro possesso per il Falconara all'interno del sesto minuto di una ripresa in totale bilico. Gabi ritrova il possesso, Manieri in appoggio, Gabi va col sinistro in porta. La risposta di Denis Carturan, palla che resta lì e alla fine Ferrara la porta via, conquistando un buon possesso in un momento delicatissimo per il Falconara, che era avanti nel finale di primo tempo 3-0, si trova 3-2 e ha rischiato nell'ultima occasione sul sinistro di Gabi De Souza. Borges, Coppari, Manieri la tiene in campo, Coppari lancia in avanti, Lot in anticipo su Borges, accompagna, la palla è rimessa, Pereira pronto a battere. Elpidio con l'esterno, Ferrara torna da Elpidio, che allarga, Pereira, slalom, Pereira col sinistro, ribattuto, insiste Pereira, lotta anticipata e adesso Borges può ripartire, la tiene in campo, Borges verso la porta, Borges va dentro per Gabi anticipata, Elpidio in fallo laterale quando si distende la kick-off, però crea pericoli e adesso sì che la partita è aperta. Si fa vedere Gabi dalla distanza, calcia, ribattuto il tentativo da Pereira, adesso Gabi ci vuole ragionare su. 6:44 passati nella ripresa, c'è ancora tanto da giocare qui a San Donato sul risultato di 3-2 per il Falconara. Manieri, Coppari sulla pressione di Elpidio, Lot mette in difficoltà qui Gabi De Souza, rimessa adesso per Elpidio, appoggio per Ferrara, Elpidio anticipata nel movimento da Coppari, Elpidio ancora Coppari in uscita sul rinvio di Carturan, fallo laterale per la kick-off. Possesso per Bruna Borges. Tocco per Pepe, rinvio così così. Si scusa Borges per un pallone imperfetto restituito al portiere della kick-off. Manieri adesso alla battuta, Borges con l'esterno, Lot commette fallo. Donadoni non poteva raccogliere questo pallone. Primo fallo di questa ripresa commesso dal Falconara, che nel primo tempo aveva compiuto 4 falli. Manieri lascia per Pepe che rinvia, Balardin, Pereira, altra parata di Pepe, questa volta
in due tempi. Lancio lungo per andare da Borges, anticipata da Elpidio, che di fatto restituisce a Pepe. Manieri lancia senza guardare l'effettivo movimento di Borges, che tra poco chiederà il cambio. Elpidio lascia la battuta a Ferrara. Elpidio, Pereira, si fa vedere Ferrara che lascia adesso per Elpidio. Prova a chiudere il triangolo con Ferrara, la palla scivola in fallo laterale. Possesso per il Falconara. Intanto si è portato in vantaggio l'Audace Verona. Qui la conclusione tentata da distanza da Ballardin. 2-1 dell'Audace Verona sul tiki-taka Francavilla. Prova ad accorciare invece il Cagliari. 3-1 col Bitonto. Invariati gli altri risultati, con la Roma che vince sull'Altamura. La CMB lo fa sulla Lazio. E qui invece la gara resta aperta. 3-2 per il Falconara. Ferrara scappa via, Bovo su di lei, la palla è uscita. Ballardin, qui la conclusione tentata da Baldassarri. Di nuovo Baldassarri, Donadoni non controlla, Pereira in uscita, prova a saltare anche Bovo, che la tocca, rimessa per il Falconara. Pereira calcia sotto porta, Donadoni rischiando, la mette in calcio d'angolo. Elpidio, scodella, Ferrara si coordina. Sul rimbalzo però calcio altissimo. Manieri prova a lanciare in avanti per Donadoni, che scavalca adesso Elpidio, ma non riesce a controllare un pallone che termina piano piano tra le mani di Carturan. Aggancio di Ferrara che prova a passare Bovo su di lei, anche Manieri alla fine mette fuori. Rimessa, battuta per Ferrara che conclude col sinistro, palla che resta lì. Pepe sul tocco di Donadoni, ancora decisiva nella propria area. Baldassarri va dentro, Donadoni non può toccare, e allora Ballardin allarga. Elpidio, Pereira, scomodo questo passaggio per Elpidio. Baldassarri riparte, la kick-off ha un nuovo possesso quando ci avviciniamo alla metà di questa ripresa. 10:37 da giocare. Donadoni, Manieri, Baldassarri, lancia in avanti, chiusura di Pereira, solito anticipo della 16, che adesso raccoglie un altro pallone. Ballardin va direttamente al tiro, Donadoni sporca la traiettoria, calcio d'angolo per il Falconara. Battuto dentro questo angolo, Elpidio per Pereira. Rinvio di Carturan in avanti per Ballardin, che non può agganciare, e allora si riparte direttamente da Pepe. Torna in campo Bruna Borges insieme a Coppari. Si fa vedere Gabi. Coppari,
Bovo anticipata da Pereira che passa Pereira, Pepe! Altra grande parata di Pepe che salva il risultato. È rimasto in piedi fino all'ultimo, riuscendo anche a mettere in difficoltà Pereira, che ha calciato addosso al portiere della Kickoff. Sbaglia qui Bovo che però può raccogliere, larga c'è Borges anticipata, Bovo, Pereira, Ferrara va dentro per Elpidio, Pereira! Cercato e ricercato, alla fine l'ha trovato, il gol del 2-4 Pereira. Allunga il Falconara subito dopo il 10° minuto. 10 minuti e 17 secondi di questa ripresa. 4-2 Pereira per il Falconara. Mancava lei in questa serata. 9 gol in campionato per Pereira. In precedenza aveva sempre trovato delle grandi risposte di Pepe. Adesso portiere in movimento per la Kickoff che riparte con Coppari al posto di Pepe. La Kickoff prova a tornare in partita col portiere in movimento. Gabi calcia dalla distanza. La Kickoff ha visto soprattutto in questo avvio di ripresa la possibilità di giocarsela alla pari, nonostante le difficoltà mostrate nel primo tempo, e per questo Riccardo Russo non vuole uscire dalla partita, vuole provarci fino all'ultimo. Manieri, Gabi De Souza, Baldassarri, tocca per Manieri, De Souza, Baldassarri, De Souza, torna da Baldassarri rischiando, la porta è libera, Elpidio, ne approfitta Elpidio e fa 2-5, approfitta subito della prima sbavatura il Falconara. 2-5 Elpidio dopo 10 minuti e 57 secondi. Errore grave in questo caso della Kickoff in fase di impostazione. Senza il portiere diventa un suicidio, con Elpidio che ne ha subito approfittato e sarà 15 in campionato. Doppietta per Ferrara, doppietta per Elpidio. Il gol di Pereira in questa serata del Falconara. In mezzo ci sono chiaramente anche i 2 gol di Bruna Borges per la Kickoff, che però torna sotto di 3 reti dopo un avvio di ripresa anche convincente. Qui Gabi non raccoglie il fallo, Elpidio fa tripletta, protesta la Kickoff, ma è 2-6 nel giro di pochi secondi. 3 gol del Falconara, 2-6 nuovamente Elpidio, tripletta, 8:48 dalla fine. Massimo vantaggio in questa serata, più 4 per il Falconara. Qui prova a passare Donadoni, la palla scivola fuori, è rimasta a terra Donadoni. A rinvio Carturan che lancia lungo, Coppari è in porta, esce Coppari. Kickoff non sta gestendo il portiere cambiandolo, ma lasciando fissa Coppari in porta. Decisione per questo finale di Riccardo Russo. Borges allarga, Manieri rientra, Gabi, Gabi, Coppari rischia di perdere il pallone, poi torna da Manieri. Ha preso un pestone Gabi, il gioco si ferma. Gioco fermo a San Donato, pestone per Gabi De Souza. 2-6 il risultato a 8 minuti dalla fine. Torna in campo intanto Arianna Bovo. Agli altri campi 3-1 per il Bitonto sul Cagliari, 6-0 della CMB sulla Lazio, 2-2 tra Tiki-Taka e Audace Verona, 2-1 invece della Roma sull'Altamura, con una classifica che per adesso si conferma nelle prime 8. La Kickoff chiuderebbe ottava. Qui Coppari, la palla scivola fuori, rimessa adesso per Elpidio.
Uscita pericolosa di Ferrara, Borges prova a catturare il pallone, palla che resta lì in maniera pericolosa. Coppari, Gabi, Bovo, Coppari, Borges conclude, altra rimessa per la kick-off. Sotto di 4 gol a 7 minuti dalla fine di questo girone d'andata. Fallo intanto di Lot, nel secondo fallo del Falconara in questa ripresa. Kick-off ha protestato tantissimo nell'occasione dell'ultima rete di Elpidio, nella quale chiedeva a gran voce un fallo su Gabi De Sousa. Adesso, prima del calcio piazzato, Riccardo Russo vuole rivedere con le proprie ragazze lo schema per provare a scardinare la difesa del Falconara, avanti di 4 reti in questo momento a San Donato. In questa classifica, come detto, la kick-off riuscirebbe ad entrare nelle prime 8 e quindi a giocare la Coppa Italia insieme a CMB, Roma, Bitonto, Falconara, Tiki-Taka, Altamura e Cagliari. Adesso pronti a ripartire col piazzato in favore della kick-off. Manieri sul punto di battuta. Tocca Bovo per la 10. Bovo raccoglie, cross. Borges anticipata, Pereira rilancia verso la porta, c'è Coppari a raccogliere. Bovo ci riprova la kick-off, altro errore di Gabi. Ballardin per il Pidio, Gabi solo per un attimo, Ferrara è tornata in porta Coppari, tocco di Manieri, è rimessa adesso per il Falconara. Ballardin, Pereira, movimento di Ferrara, alla fine Pereira torna da Ballardin, il Pidio tocca questo pallone di ritorno, Pereira su di lei. Ballardin, lancio in avanti per Ballardin da parte di Pereira, chiusura di Borges che non torna da Coppari ma allarga dove c'è Bovo. Sale adesso la kick-off. Iniziano gli ultimi 6 minuti di questo incontro. E 2-6 per il Falconara. Tripletta di Elpidio, doppietta di Ferrara. Qui conclusione da parte di Coppari, rilancio in avanti da parte di Carturan e Coppari a raccogliere, a lanciare in avanti. Ultimo tocco di Borges in 6 gol del Falconara. C'è anche la rete di Pereira che in avvio di ripresa ci aveva provato diverse volte, trovando belle risposte da parte di Pepe. Poi sull'ultima conclusione hanno trovato il sigillo personale. Lot sbaglia l'appoggio. 5,5 alla sirena. C'è una montagna da scalare per la kick-off. Massima distanza in questo finale. 4 reti di distacco tra kick-off e Falconara. Manieri non controlla, rimessa per Pereira. Torna in campo intanto Colucci. Carturan. Lot lavora questo pallone per Pereira. Buona uscita adesso del Falconara. Colucci in avanti, va dentro dove c'è però Coppari. Borges deve proteggere il pallone all'indietro per Coppari, però non può intervenire, allora sarà calcio d'angolo.
Pereira all'indietro, Ferrara rischia sul pressing di Gabi che calcia col destro. Non fischia in questo caso l'arbitro, esattamente come accaduto nel gol del 6-2. Adesso sarà calcio d'angolo per la kick-off con Borges alla battuta. Coppari la gioca per Bovo. Gabi, Manieri, Coppari, in appoggio Manieri che va dentro per Borges che controlla questo pallone, calcia sotto porta, la raddrizza Gabi De Souza. 3-6. Ci prova Gabi De Souza a riaprire la partita. La kick-off va sul 3-6 con la rete di Gabi De Souza. A 4:34 dalla fine. Continua a segnare in questo campionato Gabi De Souza, ottava rete in stagione. Intanto Pereira davanti a Coppari, Pereira va dentro e Ferrara rimette subito il +4. 3-7 per il Falconara. Tripletta anche per Ferrara. 4:22 dalla fine, torna +4 il Falconara con la rete di Ferrara. Doppia tripletta in questa serata per il Falconara, Ferrara ed Elpidio. Coppari va dentro, vorrebbe concludere, lascia per Gabi che con la punta, palla che schizza dall'altra parte, Lot insiste, Baldassarri accompagna direttamente sul fondo, un pallone pericoloso. Iniziati intanto gli ultimi 4 minuti qui a San Donato tra kick-off e Falconara sul risultato di 3-7. Baldassarri allarga, Gabi sbaglia l'appoggio per Manieri, palla che termina direttamente a lato. Gabi conclude, questa volta direttamente sul fondo. Ballardin, Scodella in avanti, Borges di testa, Baldassarri. Gabi torna da Borges, o almeno ci prova. Non ha toccato Pereira, rimessa in favore del Falconara. Lot tocca per Ballardin. Rimessa Falconara, ha toccato Donadoni. Donadoni va a coprire questo pallone, poi lo gira verso Baldassarri che lo tocca una volta di troppo. Lot verso Colucci, torna da Lot, chiusura di Donadoni, palla che schizza sulla laterale, Donadoni alla fine alla meglio e con Baldassarri riescono a coprire questa nuova azione ricatturata da Pereira che calcia con deviazione e altro possesso per il Falconara che si avvicina sempre più a questa vittoria. 2:53 da giocare prima della sirena, 4 gol di distanza tra kick-off e Falconara. Palla che va dentro, Lot la tocca, rinvio di Manieri. Pereira può raccogliere con tutta calma, accompagnare all'indietro per Carturan. Ballardin lancia in avanti, sporcato, Baldassarri calcia col sinistro, la palla non è entrata. Gran conclusione di Baldassarri, è stata bravissima e anche fortunata qui Carturan a deviarla sulla traversa. La palla non ha oltrepassato la linea. Si resta 3-7. Ballardin si coordina, calcia Donadoni per Ballardin.
Rimessa adesso per il Falconara, ha avuto l'opportunità di tornare sul -3. Una kick-off in questo finale. Lot Pereira a terra sul tocco di Baldassarri, calcio di punizione in favore del Falconara. Primo fallo commesso dalla kick-off all'interno di questa ripresa. Falconara che sta chiudendo il girone d'andata con 22 punti alle spalle di CMB, Roma e Bitonto. 7 vittorie in 11 partite, uno score chiaramente completamente diverso dalla kick-off che sta chiudendo il girone d'andata con la metà dei punti, appena 3 vittorie in questo campionato, 11 punti che però bastano per arrivare ottavi. Qui Manieri col sinistro, fa 4-7. Gioia anche per Manieri che a 1 minuto e 46 dalla fine segna il gol del 4-7. Secondo timbro in campionato per Jessica Manieri, 1:46 da giocare, 4-7 il risultato. Splendido nel lasciare andare la gamba col sinistro. La coordinazione qui Manieri che si regala una gioia in questo finale del girone d'andata. Lot lascia scorrere, rimessa adesso per la kick-off. Mancano 90 secondi, difficile pensare che la kick-off con 3 reti da recuperare possa mettere in difficoltà il Falconara, ma chiaramente la kick-off ci vuole provare. Baldassarri apre per Coppari, Manieri tocca per Baldassarri, larga c'è Borges, Manieri va dentro. Adesso tocca nuovamente per Baldassarri, Donadoni più avanti, Manieri, Coppari, Donadoni. Scivola questo pallone, Manieri non la tocca, Baldassarri la raccoglie, Manieri col sinistro in porta, Carturan vola per mettere in calcio d'angolo, 60 secondi dalla fine, battuta verso Baldassarri questa palla che calcia direttamente sul fondo e possesso restituito quindi al Falconara. Resta comunque da custodire questa voglia della kick-off di restare in partita nonostante le difficoltà. Di certo i tanti errori visti in questa serata saranno da ripulire, soprattutto nel girone di ritorno, per confermare questo posizionamento che permette di arrivare anche in zona playoff, nei playoff scudetto a fine anno. Intanto una novità di questa serata che la kick-off va in Coppa Italia. Qui Ferrara calcia addosso a Coppari e direi comunque novità, più una conferma che una novità in questa serata, visto che la kick-off si conferma anche quest'anno nelle prime 8. Manieri lascia per De Sousa, si esalta ancora Carturan in calcio d'angolo a 8 secondi dalla fine. Ultima chance per la kick-off per rendere meno amara questa sconfitta. Intanto finita tra Tiki-Taka e Verona col risultato di 3-3, finita anche a Cagliari 3-1 per il Bitonto. Conclusione qui di Manieri con la palla che termina fuori, nuovamente sporcata in calcio d'angolo. Si gioca ancora qui tra Lazio e CMB sul risultato di 0-7. Borges controlla, mette dentro 2 volte, palla ribattuta, finisce così, vince il Falconara 4-7, ma la kick-off conferma l'8° posto in classifica e andrà a giocarsi la Coppa Italia insieme alle migliori 8 di questa Serie A. Vince il Falconara in quest'ultima del girone d'andata con i saluti di San Donato. Noi ci lasciamo, buona serata e a risentirci da Marco Pagano.